Amici di Directa Sport, benvenuti al Palacus, prima giornata del girone sud di Serie A2 di basket femminile. Si parte subito con il derby tra CUS Cagliari e Virtus Cagliari, esattamente come un anno fa. Questa partita, questa stracittadina, questo derby apre il campionato di Serie A2 di basket femminile. Si torna finalmente a giocare in campionato, una gara ufficiale che mancava veramente da troppo tempo nel campionato di A2 femminile, tutto fermo da marzo per la situazione che ben tutti conosciamo. Oggi però si può finalmente ripartire con un Palacus a porte chiuse solo per addetti ai lavori e dirigenti, che vivrà dal vivo questa partita. Ma per chi non può essere oggi, ci siamo noi di Directa Sport, grazie anche alle immagini di Andrea Farris, per raccontarvi il derby tra CUS Cagliari e Virtus. 1 minuto e mezzo circa alla palla 2 del derby, con la Virtus che è in completo blu, il CUS padrona di casa in completo bianco. Andiamo a vedere anche uno sguardo alle giocatrici a disposizione di coach Federico Sciascia per il CUS, che può contare su Pugioni, Serra, Capitano Strulli, Caldaro, Zucca, Saias, Sorbelli, Petrova, Madeddu, Niola, Prosperi e Ljubenovic. Dall'altra parte Iris Ferrazzoli confermata sulla panchina della Surgical Virtus Cagliari, che può contare sull'Argentina Ledesma, Lai, Savatteri, Zolfanelli, Pala, Cristantiudu, Brunetti, Podda, Pilleri, Bettoli, Salvemme e Conte. Bisogna adesso vedere quali saranno le scelte dei due coach per i quintetti iniziali di questa partita, sicuramente sentita da entrambe le parti. Si tratta pur sempre di un derby, non una partita comune, l'hanno ribadito anche i due allenatori alla vigilia di questa sfida. Ultime indicazioni da parte di Iris Ferrazzoli per quanto riguarda le sue giocatrici: tutto pronto, mancano veramente pochissimo per la palla 2, con la partita che sarà arbitrata da Simone Guerrera e Riccardo Paolo Giudici. Con adesso la sirena che indica le due squadre il momento di scendere in campo. Ultimi preparativi, potrà finalmente ripartire questo campionato di Serie A2 girone sud. Squadre che si sono in realtà già affrontate nel Memorial Saba, avete potuto vedere proprio grazie a Directa Sport, un triangolare organizzato dalla San Salvatore Selargius. Quell'occasione aveva vinto il CUS per 37-34. Stava però di una sfida precampionato, oggi si fa sul serio. C'è Saias con Ljubenovic in quintetto, anche Pugioni con Prosperi, completa Caldaro. Dall'altra parte Brunetti, capitano Bettoli, la greca Cristantidu, anche l'Argentina Ledesma, Zolfanelli. Tutto pronto per la palla 2. Dovrebbe essere contesa da Caldaro per quanto riguarda il CUS e la greca Cristantidu per la Virtus. C'è la palla 2, il CUS che affida subito la palla in mani del proprio playmaker Pugioni, poi si va da Ljubenovic, ancora palla per Pugioni che la mette per terra, prova a sfruttare un blocco, passa dietro la difesa, prova la sfida in 1 contro 1, tiro difficile buttandosi all'indietro, ma segna Giulia Prosperi i primi 2 punti di questo derby, i primi 2 punti del campionato di Serie A2 femminile. Palla sporcata dalla difesa del CUS, ma ancora la Virtus. Qui c'è un fischio, chiara infrazione di passi da parte di Ledesma. Una piccola argentina, vestito la maglia delle nazionali giovanili, che è arrivata a vestire la maglia della Virtus dopo che l'anno scorso ha giocato in Serie B con l'Olimpia Basket di Capri. Ljubenovic prova per Caldaro, situazione di 1 contro 1 in area, la stoppata
sporcato il tiro da parte di Brunetti, può provare a ripartire adesso Zolfanelli, finisce per terra, in qualche modo c'è lo scarico, poi palla in mezzo, scarico ancora nell'angolo, può andare al tiro da 3 punti che però non trova neanche il ferro, tiro lungo anche se ben costruito non ha trovato però la retina, chiama lo schema Prosperi, poi va ancora da Ljubenovic, molto cercata la numero 23 che porta a casa il fischio. Giorgin Lunetta per il centro proveniente dalla Slovenia. Non sono trascorsi poco più di un minuto e 12 secondi per la precisione sul cronometro del Palakus. A segno il primo tiro di Ljubenovic che aspetta prima di battere il secondo di sistemare bene pantaloncini e canottiera. Non il pubblico delle grandi occasioni qui al Palakus per ovvie questioni di sicurezza, ma i pochi presenti si fanno sentire, applaudono anche il secondo viaggio in lunetta, il secondo tiro in lunetta della numero 23 di coach Federico Sciascia. 4-0 il parziale di questo inizio derby, poi la palla letteralmente buttata da parte di Laura Pellegrini Bettoli. Arriva subito il primo cambio. Evidentemente non sono piaciute alcune cose a coach Perazzoli, che butta dentro nella mischia Sabatteri, pivot palermitana giovanili, nel giro delle giovanili azzurre, un scorso in Forza High School Basket Lab. Vediamo se riuscirà a cambiare qualcosa in questo inizio a gara della Virtus. Tiro difficile preso da Prosperi, che però arriva un fischio, fallo non sul tiro ma al rimbalzo, dunque si ripartirà con una rimessa per Sara Sayas. Vediamo i blocchi, i movimenti, a cercare tutti ovviamente Ljubenovic. Scarico su Prosperi, si va ancora da Sayas, arriva il blocco della slovena. Vediamo, arriva un altro fischio, forza il blocco, ancora fallo commesso da Laura Pellegrini Bettoli. Già il terzo fischio contro la difesa della Virtus. Ljubenovic, adesso la palla per Puggioni. Ljubenovic, il tiro da 3 punti, addirittura trova la tabella, non il ferro. Il rimbalzo però è di Sayas, ancora un rimbalzo catturato da Sayas, la numero 11, una delle giocatrici più piccole in campo ma che fa sentire la sua presenza al rimbalzo. Caldaro, il tiro da 2 punti, trova soltanto il ferro, stavolta il rimbalzo è della difesa, può ripartire in transizione la Virtus, si risistema però la difesa del CUS. Ancora Bettoli stretta a mettere palla per terra, chiama lo schema d'attacco Ferrazzoli, non ci sono però linee di passaggio, alla fine la trova per Dolfanelli, palla per terra da parte della numero 9 che prova a sfruttare un blocco, attira però su di sé un raddoppio. Arriva un altro fischio ancora contro la difesa, il primo fischio contro la difesa del CUS. 7 minuti e 8 secondi che restano sul cronometro del primo quarto, parziale di 4-0 per il CUS Cagliari. Piccola pausa per noi. Time out ancora in corso per le due squadre. Time out chiamato dalla Virtus Cagliari, che in questi 3 minuti scarsi, neanche, visto che restano ancora 7 minuti e 8 secondi sul cronometro del primo quarto, non è riuscita a trovare però la Virtus la via del canestro. 4 punti invece per il CUS Cagliari, frutto di un tiro dal campo, di un canestro dal campo, di 2 liberi segnati da Ljubenovic, cui però può essere più soddisfatto decisamente coach Federico Sciascia,
per quello che si è visto sul parquet del Palacus. Si può riprendere a giocare con la rimessa affidata a Zolfanelli, poi la palla adesso per Ledesma, ancora l'Argentina che scarica per Pellegrini Bettoli, poi il tiro da 3 punti segnato da Martina Zolfanelli, tiro pesante per togliere in qualche modo il coperchio dal canestro, sbloccarsi in attacco anche la Virtus. Trova così il primo canestro di questa stagione 2020-2021 in campionato. Adesso l'apertura, ancora Sayas che cerca la penetrazione, mandata sulla linea di fondo calpestata da Sayas, che avrebbe voluto un fischio a favore, fischio che però non è arrivato. Allora si riparte con la rimessa, pressione alta da parte del CUS Cagliari, che però non cerca di togliere la palla dalle mani da parte del playmaker avversario. Poi arriva il canestro da parte di Federica Brunetti, si ribalta dopo il timeout il punteggio 5-4 adesso per la Virtus, dopo la tripla anche il canestro da vicino segnato da Brunetti, prova a sfruttare i blocchi il CUS, arriva ancora un fischio, stavolta palla persa da parte di Prosperi, trazione di passi la numero 17 dopo aver ricevuto il pallone, e arriva allora anche un cambio per coach Federico Sciascia che manda dentro Rachele Niola, fuori Puggioni. Quinta stagione al CUS Cagliari per Niola, che va subito a mettere pressione su Zolfanelli. Zolfanelli riesce però ad andare, poi c'è lo scarico per Brunetti, tiro dalla media distanza segnato dalla numero 15. 7-4 il punteggio, 5 minuti e 55 secondi ancora da giocare in questo primo quarto. Decisamente meglio dopo il timeout la Virtus, tiro da 3 punti preso e segnato anche da Prosperi, torna in parità il punteggio. Zolfanelli, su di lei c'è Niola, ancora serie di palleggi, aspetta l'uscita dai blocchi, eccola qui Pellegrini Bettoli che prova la penetrazione, gran terzo tempo della numero 23, torna ancora avanti la Virtus. Adesso meglio l'attacco delle difese, sicuramente un po' un inizio difficile, la Virtus sembra essersi sbloccata, passaggio consegnato, palleggio però chiuso, e qua infrazione di doppio palleggio, abbastanza banale l'errore di Prosperi dopo l'infrazione di passi. Qui arriva anche l'infrazione di doppio palleggio, seconda persa consecutiva per la numero 17. Arriva un altro cambio per coach Sciascia che toglie Sayas, butta dentro Federica Madeddu. Classe 2001. Riceve Pellegrini Bettoli al palleggio, accoppiata con Puccioni, tornata in campo ancora la numero 23 che prova a liberarsi dalla pressione, penetrazione, cerca lo scarico sull'esterno, trova Zolfanelli, aspetta un blocco che arriva di Brunetti, attira su di sé il raddoppio, ancora numero 15, viene sporcato il pallone, conquista però il fallo la numero 15, secondo fischio contro la difesa contro la difesa del CUS, 3 invece i falli a favore della Virtus commessi dalla Virtus. Uscita dai blocchi per Ledesma, poi riceve qui Zolfanelli, raddoppiata, riesce però ad uscirne molto bene la numero 9 che scarica su Brunetti, poi il rimbalzo, si lotta al rimbalzo, la conquista in qualche modo Madeddu, poi alla fine arriva ancora Madeddu dall'altra parte, lo scarico su Prosperi, esce Niola, ancora un fischio, tanti fischi in questo inizio di partita. Fischio che va contro il CUS, altra palla persa. C'è un cambio prima di poter ripartire.
torna dentro Cristantidou. Numero 13 anche per Alexandra Petrova, la pivot bulgara. Rileva l'altra straniera del KUS Cagliari, Ljubenovic. Resta alta la pressione da parte del KUS, che vuole sicuramente conquistare il pallone alto. Qui la ricezione sporcata, poi costretta a tornare indietro. Qui Ledesma cerca la penetrazione, conquista il fallo, 2 tiri liberi. Primo viaggio in lunetta per la Virtus, per l'Argentina. Ledesma. Sbaglia il primo tiro libero, là sul secondo ferro. Ma a bersaglio invece il secondo, +3 per la Virtus, con Niola adesso che va al palleggio, riesce a trovare Puggioni. Arriva ancora un fischio commesso da Pellegrini Bettoli. Sono problemi di falli a questo punto per il capitano della Virtus, costretta ad uscire. Torna in campo Giada Podda, anzi no, si tratta di Lucia Pala che va a rilevare la numero 23 della Virtus. Podda era già in campo in questo momento, va a commettere fallo su Madeddu, che si era messa in spalla a canestro. Quarto fallo, anzi quinto fallo per la Virtus. Dunque situazione di bonus per il KUS Cagliari, con Madeddu che può andare in lunetta. Lungo il primo tiro libero, arriva sul secondo ferro. Mentre invece il secondo replica così in qualche modo lo score di Ledesma in lunetta dalla parte opposta. Qui sfrutta molto bene il blocco Zolfanelli per andarsene, poi Pala che scarica su Podda. Adesso pallone in mano ancora per il gioco da prestigio di Pala, che non trova però il canestro. Palla lunga dall'altra parte conquistata da Niola, poi Madeddu, finta di passaggio, adesso c'è lo scarico dopo la penetrazione. Palla lunga per Petrova, vuole mettersi spalla a canestro la bulgara, finta, tiro in allontanamento, trova solo il ferro. Ancora Pala vuole ricevere, ma non c'è più spazio per Cristantidou, che fa ampi cenni di continuare a giocare il pallone. Poi la palla torna dentro l'area, ma viene rubata dal KUS Cagliari. Già negli ultimi 3 minuti di questo primo quarto di gioco. Puggioni aspetta l'uscita dai blocchi di Niola, poi altro blocco di Petrova, ancora per Niola che cerca e trova il canestro con un gran lavoro di piedi da parte della numero 15, che riporta il punteggio in parità 10-10. 2 minuti e mezzo da giocare prima di questa fine del primo quarto. Pala a ricevere, sfrutta il blocco di Cristantidou, eccolo qui che va a ricevere la greca e trova con un gran pick and roll il canestro del vantaggio. Arriva il time out anche per coach Federico Sciascia. 12-10 il punteggio in favore della Virtus. 2 minuti e 19 da giocare. Piccola pausa per noi.
Amici di Directa Sport, siamo tornati al Palacus, ultimi 2 minuti e 19 secondi alla fine del primo quarto di questo derby. Ricordiamo, prima giornata di Serie A2 di basket femminile, derby tra Cus e Virtus Cagliari, con le ospiti della Virtus in questo momento avanti 12-10 grazie al canestro realizzato prima del timeout chiamato da coach Federico Sciascia da Cristantino. Adesso Cristantino in difesa contro Petrova, trova qui un gran passaggio, poi appoggia il vetro Madeddu e trova il nuovo punteggio di parità per il Cus Cagliari. Arriva poi qua al raddoppio, palla deviata, messa laterale per riprendere il gioco. Prima però il cambio, fuori Sorbellini, entrò nuovamente Giulia Prosperi, qualche ingenuità in attacco con 2 palle perse abbastanza banali con infrazione di passi e doppio palleggio. Ritorna in campo la numero 17, una giocatrice sicuramente importante per coach Federico Sciascia, cercata adesso dopo il rimbalzo offensivo da Niola. Chiama lo schema, va a servire Petrova, poi eccolo qui il tiro da 3 punti preso al rimbalzo, ancora si lotta, finisce per terra, dovrebbe essere palla contesa. Arriva così fischio dell'arbitro per l'alternanza, dovrebbe essere possesso Virtus. Frattempo però torna in campo Saisa al posto di Puggioni, andrà a battere la rimessa Santiddu, chiama l'uscita dal pressing coach Elis Ferrazzoli, con 3 giocatrici che partono in linea. Alla fine trova Zolfanelli il pallone, si risistema la difesa del Cus a metà campo, prova a sfruttare il blocco, c'è il cambio difensivo, palla in angolo, il tiro è da 3 punti ma a lungo. Madeddu non controlla il rimbalzo, si resta lì con 8 secondi sul cronometro dei 24. Dentro nuovamente Ana Ljubenovic, lascia il posto Madeddu, minuto e 7 secondi da giocare. Palla nell'angolo, ancora un tiro da 3 punti, stavolta trovato il ferro da parte di Zolfanelli. Poi qualche problema sulla giocatrice da scegliere per superare la metà campo. Alla fine Saias scarica su Niola, poi pallone in mano per Ljubenovic. Petrova, Prosperi, gira il pallone, prova a sfruttare il blocco, ancora il tiro, il fischio non vale, anzi è ancora in frazione di passi da parte di Giulia Prosperi. 41 secondi sul cronometro per la fine questo primo quarto. In mano a Martina Zolfanelli che chiama lo schema, poi si va da Ledesma, finta di palleggio, resta lì Prosperi, poi prova a sfruttare il blocco forte. Eccolo qui il pick and roll giocato con Cristantino, aveva funzionato in un'azione precedente, non funziona adesso, ma la Virtus può restare lì. Bel lavoro di piedi da parte della greca che trova la via del canestro. Nuovo vantaggio Virtus con 13 secondi, presumibilmente l'ultimo possesso di questo primo quarto. Saias chiama lo schema, 5 secondi per tirare. Saias, il tiro sulla sirena, non trova neanche il ferro, prende il rimbalzo Ljubenovic, appoggia il vetro proprio prima della sirena ma non trova neanche lì il canestro. Adesso 2 minuti di pausa per Cus e Virtus in attesa di ritornare poi ovviamente in campo per il secondo quarto, intervallo breve. 12 i punti segnati dal Cus Cagliari, 14 quelli della Virtus per adesso avanti nel derby di questa prima giornata di Serie A2 femminile di basket. Piccola pausa per noi.
Amici di Directa Sport, siamo tornati al Palacus, 10 secondi per tornare a giocare sto secondo quarto, il derby tra CUS Cagliari e Virtus Cagliari nella prima giornata del campionato di Serie A2 femminile. Vede per adesso la Virtus avanti 14-12, sfida decisamente combattuta nel primo quarto, inizio difficile per la Virtus. Poi è uscita fuori la squadra di coach Ferrazzoli, però ha risposto presente con Prosperi. Adesso prende il tiro da tre, Petrova, tiro corto, rimbalzo della difesa Ledesma, rischia tantissimo, tamponamento vicino al centrocampo sulla tre quarti campo. Arriva il fischio che va contro la giocatrice argentina. Fuori intanto Petrova, torna in campo Caldaro, tra parte invece spazio per Pilleri, posto proprio di Ledesma, che dopo il rimbalzo cercato un gioco di prestigio a ottenere il possesso, finendo però per commettere fallo. Qui forse anche qualche spiegazione al tavolo per capire forse cosa sia successo. 9 minuti e 42 secondi tanto sul cronometro del secondo quarto, con la rimessa per il CUS Cagliari affidata alla numero 17 Prosperi. Poi va a ricevere Caldaro, che qui trova il passaggio consegnato per Niola, un blocco duro di Ljubenovic, che poi va a controllare, cerca la penetrazione trovando due tiri liberi per la slovena. Altro secondo giro in lunetta per lei dopo il 2-2 del primo quarto. Molto bene, dopo il blocco si fa trovare pronta sul passaggio. Situazione di 1 contro 1, come non trova il canestro ma trova due tiri liberi comunque importanti. Beffardo il primo tiro libero che rota sul ferro e poi esce. Solo rete invece per il secondo. -1 CUS Cagliari, che non vuole smettere di pressare alto, e qui va a sporcare Prosperi un pallone sicuramente pericoloso per la Virtus. Non vuole ritrovarsi a perdere il possesso in quella posizione. Resta comunque il pallone in mano alla Virtus, che qui stavolta esce molto bene, si ritrova quasi in situazione di superiorità. Qui calpesta però la linea Cristantidou, palla persa. E rimessa per il CUS. Sayas cerca qui, batte, poi arriva l'aiuto, cerca comunque il canestro, poi fallo a rimbalzo, parte di Caldaro. E altro cambio, fuori Salvemme, torna in campo Pala, mentre dall'altra parte c'è spazio nuovamente per Madeddu. Fuori Caldaro, che ha appena commesso fallo. Stavolta la pressione, non c'è pressione alta da parte del CUS, aspetta la Virtus a metà campo, la squadra di coach Sciascia. Qui Pala aspetta il movimento di una delle compagne, si fa vedere Brunetti, bel movimento, bel tiro, trova solo il ferro la numero 15, che ora deve inseguire Sayas, più veloce la numero 11 del CUS, che poi scarica su Ljubenovic. Palla adesso per il tiro da parte di Prosperi, che aveva cercato dopo il passaggio alla penetrazione. Altri tiri liberi per il CUS importanti. Segno il primo tiro libero e rimette in parità il punteggio al Palacus.
corto invece il secondo, prova a controllare il rimbalzo Ljubenovic, ultimo tocco però dovrebbe essere stata a toccarla Cristanti 2, dunque rimessa, posizione avanzata per il Cus, ne cambia addirittura 2 la Virtus, che manda in campo Savatteri e Ledesma. La rimessa Niola, trovata Ljubenovic, poi Prosperi prova a sfruttare qui, vediamo se c'è ancora un fischio che va contro la difesa della Virtus, ed è già il quarto fallo. Sono passati neanche 2 minuti, 1 minuto e mezzo, poco più, questo secondo quarto, e al prossimo sarà già situazione di bonus per il Cus Cagliari, con Ljubenovic che mette palla per terra, difesa forte da parte di Savatteri, arriva un altro fischio, rimane anche a terra Ljubenovic dopo il contatto, quinto fallo, e adesso sì, in situazione di bonus Ljubenovic che deve battere i 2 tiri liberi, anche se c'è qualche dolore. Fuori nuovamente Savatteri, dentro Podda. 8 minuti e 28, sembra aver comunque accusato il colpo la slovena, però trova solo la rete nel primo tentativo dalla lunetta. Lungo invece il secondo, 4 su 6 per quanto riguarda i tentativi dalla lunetta per l'ala slovena, l'ala centro slovena. Qui Podda contro Madeddu, prova a batterla, riesce ad arrivare fino in fondo, conquista il fallo e ancora un viaggio in lunetta, stavolta dall'altra parte per Giada Podda. Primo tiro libero lungo, sbaglia anche il secondo, rimbalzo da parte di Madeddu, poi Isaias a portare il pallone nella metà campo della Virtus. Madeddu, il passaggio consegnato per Niola, aspetta i blocchi, eccolo qui Ljubenovic, Niola, c'è Ljubenovic fuori, la sporca in qualche modo la difesa della Virtus. Cus resta in possesso, deve però tirare Isaias troppo tardi e comunque non ha trovato, non è andata neanche vicino a trovare il ferro. Isaias in una situazione di precario equilibrio. Ottima difesa della Virtus Cagliari, che per 2 volte ha sporcato il passaggio e poi ha costretto Isaias a prendere un tiro difficile, e oltre i 24 secondi concessi dal cronometro. Qui però palla persa banale in attacco con Savatteri che non controlla. Niola per Isaias, Ljubenovic, palla per Prosperi che si prende un tiro dalla media distanza, poi arriva un'altra deviazione al rimbalzo, permette al Cus di restare lì. Fuori Niola, dentro nuovamente Puggioni, per lei il terzo anno fila del Cus Cagliari. Mentre c'è un altro doppio cambio per la Virtus, pronta a tornare Pellegrini Bettoli, uscita nel primo quarto per problemi di falli. Torna in campo il capitano, il playmaker della squadra di coach Ferrazzoli. Dentro anche Zolfanelli. Qui Isaias va a ricevere, accoppiata proprio con Pellegrini Bettoli, ancora Isaias, palla fuori nell'angolo per Prosperi che trova la rete, il tiro da 3 punti, massimo vantaggio Cus sul +4 dopo il 4-0 di inizio partita. Adesso prova a ricucire
lo svantaggio. Pellegrini Betoli cerca un tiro difficile, non trova neanche il ferro, rimbalzo per la difesa del Kus. Già dall'altra parte con Ljubenovic, Prosperi aspetta il movimento delle compagne, va a ricevere il pallone Pugioni, appoggia al vetro, non trova l'angolo giusto, trova canestro e fallo. Ana Ljubenovic, altro giro in lunetta per la slovena, che porta addirittura sul +6 il Kus, con la possibilità di andare sul +7 e conquistare 3 possessi di vantaggio. Uno strappo può essere importante in questa metà di secondo quarto. Sbaglia però questo tiro libero, percentuali della lunetta che si sporcano per la slovena, che era invece partita bene. Poi qui gran difesa, pallone conquistato dal Kus, si è già sistemata però la difesa della Virtus. Pugioni prova a farsi vedere Petrova, esce Sayas, accoppiata con Pellegrini Betoli, bel blocco di Petrova, poi il passaggio di Sayas direttamente per la panchina, palla persa in attacco anche per il Kus Cagliari. Entra forse un po' di mancanza di lucidità parte delle giocatrici in campo. Questa è la prima giornata del campionato, torna a giocare una partita ufficiale dopo tanti mesi. Adesso il raddoppio, ma la Virtus ne esce comunque bene, prova Savateri a prendersi il tiro dalla media, il rimbalzo è suo, raddoppiata, Savateri ne esce benissimo, poi Ledesma, arriva un fischio probabilmente contro la difesa del Kus, dovrebbe essere un fallo commesso da Arianna Pugioni, indicazione di uno degli arbitri, il terzo fallo per la Virtus, per il Kus a favore della Virtus. E adesso continua ad attaccare dopo il tiro sbagliato, va cominciato il rimbalzo offensivo la squadra di coach Federico di Iris Ferrazzoli, ma qui sbaglia tutto. Poi Pugioni dall'angolo da 3, ancora una tripla, ancora una bomba per il Kus Cagliari, che cerca l'allungo e lo trova sul +9, 3 possessi pieni di vantaggio. Adesso fatica la Virtus a trovare la via del canestro, appena 2 punti segnati in tutto il secondo quarto. Arriva il tiro sbagliato ancora, Savateri si lotta al rimbalzo, raddoppiata, ma raddoppio che finisce per essere nuovamente falloso. Quarto fallo per la difesa del Kus, con la Virtus che entra in bonus a partire dalla prossima. Arriva però il time out della panchina della Virtus, non potrebbe essere altrimenti in questa situazione sul 23-14, 4 minuti e 58 secondi prima dell'intervallo lungo. Ci fermiamo un attimo anche noi e ritorniamo presto qui al Palacus. Time out ancora in corso, che finisce in questo esatto momento quello chiamato dalla Virtus Cagliari. Deve provare in qualche modo a ricucire lo svantaggio contro Kus privo di Erika Strulli, capitano, giocatrice sicuramente rappresentativa a parte delle padrone di casa, però infortunata non può prendere parte a questo derby, a questa sfida.
Anche senza di lei però il Kuz sta riuscendo a trovare punti importanti in attacco, conquistare questo +9. Però la sfida è ancora lunga, 2 quarti e mezzo da giocare, 4 minuti e 58 secondi. All'intervallo lungo si ritorna in campo con il possesso per la Virtus, con Ledesma che scarica su Zolfanelli, poi arriva un fischio, un fallo conquistato dalla squadra ospite, permette in qualche modo di tornare a muovere la rettina dopo tanta difficoltà in questo secondo quarto. Appena 2 punti segnati dalla Virtus, situazione di bonus adesso anche per la squadra di coach Ferrazzoli, ma qui sbaglia il tiro libero Zolfanelli. Due errori anche per lei dalla lunetta. Poi Ledesma con pochi secondi per andare al tiro. Ancora Pellegrini Bettoli, non trova neanche il ferro, suona la sirena, rimbalzo per il Kuz Cagliari. Prosperi, la palla adesso per Ljubenovic, poi Puggioni che va a ricevere ancora Puggioni, qui c'è rischio sfondamento, rima invece un'infrazione di passi che evita quantomeno il fallo in attacco. Resta però la palla persa da parte del Kuz con Brunetti e fa ritorno in campo per la Virtus. Zolfanelli condurre il possesso, coppiata con Sayas, arriva il blocco, forzato in qualche modo il cambio, anche se Sayas riesce a restare con lei. Poi Ledesma con tantissimo spazio torna finalmente a muovere la retina anche la Virtus dopo un'eternità. 23-16 il punteggio. Puggioni, Sayas, la palla ancora per Prosperi, ruota il pallone nel perimetro, bravissima il Kuz a trovare il tiro da 3 giusto e a segnare il canestro del +10, fin qui sicuramente meritato, con il tiro preso e segnato da Cristantidou, che torna in qualche modo la Virtus ad essere della partita in attacco. Il Kuz tiene le distanze. Qui c'è fallo su Ljubenovic, situazione di bonus, fallo anche abbastanza banale, ma arriva intanto il time out chiamato da coach Federico Sciascia. Ci fermiamo nuovamente anche noi sul punteggio di 26-18 per il Kuz. Rimprovera le sue giocatrici, le sta rimproverando in questo momento coach Federico Sciascia, non contento nonostante il vantaggio comunque importante conquistato dal Kuz Cagliari, massimo vantaggio di +10 conquistato per il momento della partita. Adesso il punteggio però le vede la Universitaria avanti di 8. Virtus che invece ha avuto tanta difficoltà a muovere il canestro nella prima parte del secondo quarto, è tornata in qualche modo in partita, deve provare a ritornare in partita. Adesso si riparte con altri 2 tiri liberi per Ljubenovic, che ha subito un fallo lontano dalla palla, ma in situazione di bonus. Altro viaggio in lunetta per la slovena, che era partita bene, che adesso trova solo la rete.
difficoltà, ma entra anche il secondo, torna a fare 2 su 2. Poi i primi 2 tiri liberi segnati della partita, gli altri un po' a singhiozzo. Adesso torna sul più 10 il Cus, palla per la Virtus con Ledesma che riapre per Podda, poi Savatteri, spalle a canestro contro Petrova, grande lavoro e gran gancio da parte della numero 7 che trova il -8, ancora singola cifra di svantaggio per la Virtus. Petrova, Puggioni, aspetta l'uscita dai blocchi Ljubenovic, tiro da 3 punti che va sul ferro senza trovare stavolta la via della rete. Meglio dai 3 punti sicuramente il Cus in questo primo tempo, considerando entrambi i quarti. Qui Zolfanelli si conquista 2 tiri liberi importanti a 2:20 dalla fine del secondo quarto, con Sciascia che toglie Saias per ributtare dentro la mischia Rachele Niola. Segna il primo tiro libero Zolfanelli, importante dopo lo 0 su 2. Adesso fa 2 su 2 e riporta sul -6 la Virtus. Partita ancora aperta sicuramente. Puggioni vuole ricevere palla a spalle a canestro Ljubenovic, scoppiata con Brunetti, prova a sfruttare il blocco, anzi il finto blocco di Puggioni, visto che poi passa indietro. Qui lavoro di piedi sotto canestro, trova altri 2 punti. Fin qui probabilmente la miglior giocatrice in campo, Anja Ljubenovic. 30-22 con 1 minuto e 50 all'intervallo lungo. Podda, arriva il blocco, serie di blocchi per Ledesma che poi riapre, palla di difficile ricezione per Zolfanelli. Qui gran lavoro, arriva la stoppata però da dietro di Niola, grandissima azione difensiva, grandissima giocata difensiva da parte di Rachele Niola, con la stoppata da dietro dopo essere stata battuta da Zolfanelli. Ha rimediato al suo errore in difesa con una gran giocata che però permette alla Virtus di restare lì, ma con un solo secondo sul cronometro dei 24. Dovrà prendere un tiro immediato, cosa che non fa invece Zolfanelli, perché fa un arresto e tiro con un palleggio per evitare il difensore. Peccato che poi non ci fosse più tempo sul cronometro dei 24. Adesso il Cus che prova a costruire l'azione, esce molto bene Prosperi dai blocchi, ha spazio per il tiro da 3 punti, un attimino esistante la numero 17, tiro da 3 lungo ma rimbalzo offensivo è ancora per il Cus, con Niola che aspetta il movimento, blocco di Ljubenovic per liberare Prosperi, pensa un attimo al tiro, poi triplicata sotto canestro, gli deve tirare Ljubenovic, riesce ad uscirne in qualche modo Ledesma. Situazione di 1 contro 1 con Puggioni, palleggio, arresto e tiro sul secondo ferro, si lotta al rimbalzo Podda, palla contesa con la Virtus che può restare in attacco. 51 secondi da giocare. Esce dai blocchi Ledesma, accoppiata con Puggioni, poi palla dentro per Zolfanelli, Brunetti, ricezione non perfetta della numero 15 e arriva il fallo da parte della Virtus nel tentativo di recuperare il pallone, però manda in lunetta Alexandra Petrova, arrivata al Cus dall'Inen Fixi Torino, squadra di Serie 1. Per lei però tanti anni in Sardegna, ben 6 con la Mercedes Alghero, arrivata sull'isola quando aveva 14 anni. Qui primo tiro libero lungo sul secondo ferro per la bulgara, classe 1997.
segno invece il secondo tentativo. 9 punti di vantaggio per il CUS Cagliari. Zolfanelli, coppiata con Niola. Brunetti, palla adesso per Ledesma, arriva il blocco di Savatteri, però Ledesma riapre per Brunetti che si prende un tiro difficilissimo in equilibrio sicuramente precario. Qui calpesta invece la linea di fondo Podda. Palla persa con 17 secondi rimasti sul cronometro di questo secondo quarto. Presumibilmente sarà l'ultimo possesso questo primo tempo, prima di permettere alle due squadre di tornare negli spogliatoi. Niola cade però sulla pressione in modo abbastanza clamoroso e poi riesce Zolfanelli con una facile appoggiata al vetro a segnare il canestro che accorcia le distanze. Niola non tira con il cronometro che stava per scadere. Clamoroso davvero quello che è successo in questo finale di secondo quarto, che ha permesso alla Virtus di portarsi sul -7, dal -10 invece il massimo vantaggio CUS. Dunque si va all'intervallo sul 31-24 per il CUS Cagliari in questo derby della prima giornata del girone sud di Serie A2 di basket femminile. Ci fermiamo un attimo, poi torniamo qui al Palacus, sempre in diretta su Directa Sport, per gli ultimi due quarti di CUS Cagliari Virtus Cagliari. Al centro di Cagliari, a pochi chilometri dal mare e a ridosso dai principali impianti sportivi comunali. Per la trasferta sportiva del tuo club scegli Hotel Residenziale Ulivi e Palme. La struttura offre 2 tipologie di camere, standard e superior, da 1 a 4 ospiti ciascuna, entrambe con trattamento bed and breakfast e, a richiesta, mezza pensione. Ideale per chi decide di trascorrere qualche giorno di vacanza nel capoluogo sardo in un ambiente sobrio, comodo e funzionale. Per i club sportivi, l'Hotel Ulivi e Palme offre un prezioso servizio transfer da e per la struttura sportiva, l'angolo cucina in camera, la piscina, un centro wellness, i campi da tennis esterni e una sala meeting utile per l'attesa di un briefing pre-gara. Hai una gara in calendario a Cagliari? Scegli Hotel Ulivi e Palme. Sul campo, in camera, a tavola, comunque vada, sarà vittoria. Amici di Directa Sport, siamo tornati al Palacus di Cagliari, il derby di Cagliari di Serie A2 di basket femminile, che vede il CUS avanti 31-24 sulla Virtus. Un primo quarto più equilibrato, con la Virtus che aveva chiuso avanti 12-10, poi vera e propria sterilità offensiva per la squadra di coach Iris Ferrazzoli per quanto riguarda l'inizio del secondo quarto. Ne ha approfittato il CUS sul massimo vantaggio di +10, poi alla fine è riuscito in qualche modo a ricucire lo svantaggio, andando a chiudere con un canestro proprio sul finale di secondo quarto la Virtus, che si è portata sul -7. Adesso però c'è da giocare il terzo quarto, poi ovviamente il quarto conclusivo, per chiudere questa prima giornata di Serie A2 come un anno fa. Anche la Stella Cittadina aprì le danze, che quest'anno si ripete in qualche modo lo scherzo di questo calendario che mette subito di fronte le due squadre cagliaritane. Si può finalmente ripartire con la rimessa battuta da Puggioni per Saias, accoppiata con Pellegrini Bettoli, poi il passaggio per Prosperi. Caldaro va a ricevere il passaggio consegnato per Puggioni, bel blocco da parte di Ljubenovic, poi va a ricevere proprio al numero 23 che trova un altro canestro, confermandosi in qualche modo MVP di questa partita. Poi sfida in difesa contro Cristian Tidu, trova qui solo il ferro. Bene in attacco Ljubenovic, bene anche in difesa contro
la giocatrice greca della Virtus. Caldaro, il passaggio per Prosperi, Ledesma, pressione forte su di lei, poi va a ricevere Sayas, cerca la penetrazione, non trova il canestro, trova 2 tiri liberi la numero 11 di coach Sasha. Classe 2001, è iniziato titolare anche inizio di secondo tempo. Qui va a bersaglio con il primo libero, segno anche il secondo, torna sul più 10 dunque il Cus. Zolfanelli porta lei il pallone, arriva il blocco di Ledesma, c'è spazio con Pugioni che accorcia, poi va a ricevere Bettoli, prova a sfruttare anche lei il blocco stavolta di Cristantidou, poi la palla per Ledesma che va a ricevere sul lato, qualche problema in fase di palleggio, arriva il fischio contro la difesa di Prosperi. Subito in parità anche il conto dei falli sul 1-1 con Zolfanelli. Adesso serie di palleggi, penso un attimo al tiro da 3 punti Ledesma, poi il palleggio per entrare in area, lo scarico che si rivela deleterio, palla contesa che però va a favore della Virtus, che può restare in qualche modo avanti. Poi arriva il blocco qui fatto molto bene di Brunetti, Zolfanelli allo scadere dei 24, un gran canestro per tornare sulla singola cifra di svantaggio. Sayas chiama lo schema con la tirata della sua canottiera numero 11, poi va a ricevere Pugioni, tantissimo spazio per il tiro da 3 punti da zona centrale, in ritardo Zolfanelli, altra tripla di Pugioni, ha segnato da 3 anche nel primo tempo. Adesso massimo vantaggio sul più 12 per il Cus, anche Ledesma pensa per un attimo al tiro da 3 punti, poi arriva il fallo di Ljubenovic sull'Argentina che aveva esitato per il tiro da 3 punti, aveva provato la penetrazione, trovando il fallo, il secondo fallo fiscato contro la difesa del Cus in questo terzo quarto. A ricevere Ledesma, prova a sfruttare il blocco di Brunetti, poi la palla è per Pellegrini, Bettoli allarga il pallone, poi palla dentro per Brunetti in 2 sulla numero 15 che si conquista il fallo. Non situazione di tiro secondo gli arbitri, stanno notando stesso metro dei primi due con tanti fischi, frutto anche di una grande intensità. Qui passaggio sbagliato da parte di Ledesma con la palla schiacciata per terra che finisce direttamente fuori dalla parte opposta. Fuori Ljubenovic, problemi di falli per la giocatrice slovena confermata dalla scorsa stagione, che in cui si sta rivelando come la miglior giocatrice in campo. Pugioni, palla per Madeddu, il passaggio consegnato per Prosperi che prova a sfruttare il blocco di Caldaro, poi si torna da Madeddu, penetrazione mano sinistra, 2 tiri liberi per Madeddu. Secondo fallo contro la difesa della Virtus, viaggio in lunetta per la numero 14 del Cus, classe 2001. Non entra il primo tentativo dalla lunetta. Meglio il secondo tentativo. C'è cambio però per la Virtus con l'ingresso di Savatteri, rimane pivot palermitana, uno dei volti nuovi di questa Virtus, con Zolfanelli contro Sayas.
serie di uscite dai blocchi per liberare qui Pellegrini Bettoli. Ancora la numero 23, lo scarico per Cristantidou che pensa al tiro da 3 punti, poi cerca di appoggiare al vetro in penetrazione, sbaglia però la giocatrice di origini greche. Prosperi, il passaggio consegnato, il blocco portato da Madeddu, ancora Prosperi che vuole andare in avvicinamento, grande palla, gran passaggio di Madeddu per Caldaro, canestro facile appoggiato al vetro per la numero 8, fugge sul 41-26 la squadra di coach Federico Sciascia, che prova a dare le spallate decisive. Dall'altra parte però Zolfanelli riesce ad appoggiare al vetro, segnare un canestro per provare a tenere in vita la squadra oggi in completo blu. Tiro da 3 punti stavolta sbagliato da parte di Pugioni, rimbalzo della difesa con Ledesma. Qui ancora Savatteri, Pellegrini Bettoli, il passaggio per Cristantidou consegnato per Ledesma, serie di palleggi, si prova a prendere un tiro da 2 dalla lunga distanza che va a bersaglio. Meno 11 Virtus con 6 minuti da giocare in questo terzo quarto. Pugioni, Madeddu accoppiata con Cristantidou, Pugioni, Zolfanelli non le lascia spazio, ne ha per un attimo Prosperi per il tiro da 3 punti, poi accorcia molto bene Ledesma, non gli concede quasi neanche una linea di passaggio, la trova anche se difficile Saias, serie di palleggi, gran difesa della Virtus, poi il tiro da 3 sbagliato da Pugioni proprio sulla sirena dei 24, rimbalzo offensivo per la Virtus. Ledesma, buona difesa della squadra di coach Ferrazzoli che ora prova ad attaccare. Ledesma contro 2, la palla per Savatteri, sbaglia il tiro da vicino, rimbalzo offensivo, la palla torna tra le mani della numero 7 che non si fa trovare impreparata sul secondo tentativo, singola cifra di svantaggio adesso per la Virtus che però ancora sul meno 9, 5 minuti da giocare prima del fine di questo terzo quarto. Madeddu riporta sulla doppia cifra invece di vantaggio il CUS, gran canestro della numero 14, time out con 4 minuti e 59 secondi chiamato da Iris Ferrazzoli sul punteggio di 43-32. grande ritmo, grande intensità per questo terzo quarto, per questo derby che ha visto sicuramente meglio il CUS, così dice il punteggio in favore della squadra di coach Sciascia. La Virtus però non si vuole dare per vinta, adesso prova a dare indicazioni soprattutto difensive coach Ferrazzoli, che Sciascia però riprende le sue. Sicuramente qualcosa in più l'allenatore delle universitarie. Finisce adesso il time out anche per la Virtus, pronte a rientrare in campo le 5 giocatrici completo blu. Dovrebbe ripartire con la rimessa, manca solo la giocatrice per batterla, vicina già da Podda, sarà lei a ricevere, sarà lei a rimettere in gioco il pallone per giocare questi ultimi 4 minuti e 59 secondi del terzo quarto. Ancora Zolfanelli, il palleggio per Ledesma, la palla per Podda contro Madeddu, palla recuperata da Pugioni, gran difesa, gran lettura della giocatrice con il numero 1 sulle spalle. Madeddu si prende un tiro da vicino, lo sbaglia ma c'è il fallo segnalato dagli arbitri, fallo sul tiro e dunque altri tiri liberi per Madeddu, mentre provano a farsi sentire i pochissimi presenti qui oggi al Palacus
azione ovviamente di porte chiuse. Sbaglia il secondo tiro libero Madeddu, si resta sul 44-32, poi c'è un tocco con il piede parte di Puggioni. Comunque il possesso che può rimanere nelle mani della Virtus, sotto di 12. Massimo vantaggio per il Cus, blocco duro di Podda, resta a terra Saias, può attaccare in superiorità numerica, la Virtus trova qui molto bene per il tiro da 3 di Zolfanelli, sfruttando proprio il 5 contro 4, sbaglia il tiro da 3 Zolfanelli, ma c'è Brunetti al rimbalzo che prende non solo il canestro valido ma anche il tiro libero supplementare, e se ha fallito da 3 punti Zolfanelli può prendersi alla vecchia maniera Federica Brunetti con il viaggio in lunetta per tornare a una singola cifra di svantaggio. Giocatrice con numero 15 sulla schiena non sbaglia il tentativo e dunque -9 per la Virtus, che prova a mettere una pressione alta a Saias, pressione che però diventa fallosa, e dunque quarto fallo fischiato contro la Virtus. Alla prossima saranno tiri liberi, a prescindere da fallo su tiro o fallo normale per il Cus. Caldaro va a ricevere, poi lo scarico su Puggioni, Zolfanelli, difesa forte, esce Saias per ricevere il passaggio, blocco forte di Madeddu, cambio difensivo, prova ad esplorarlo qui Saias, finisce però per arrivare un altro fallo della difesa della Virtus, e stavolta sì che saranno tiri liberi per Sara Saias. Lungo il primo tentativo direttamente sul secondo ferro per Saias. Questo entra anche se con qualche difficoltà, permette comunque al Cus di tornare sul più 10. Zolfanelli qui, poi la palla per Pala, il pallone per Podda, pressione di Madeddu, si va a prendere il pallone direttamente Zolfanelli, Niola si gira dall'altra parte, contro 3, si prende il fallo Zolfanelli. Due tiri liberi anche per la giocatrice, la playmaker classe 1998 Tina Zolfanelli. Altro cambio, torna al posto di Zolfanelli Pellegrini Bettoli, va subito a mettere pressione qui Pala su Saias, se ne riesce però con un blocco ad uscirne molto bene la playmaker del Cus Cagliari. Poi Puggioni va a ricevere il pallone, altro fischio. Dovrebbe essere fallo fischiato contro il capitano della Virtus Pellegrini Bettoli. Veramente a Puggioni di andare in lunetta. Solo rete per il primo dei due tentativi. Segno anche il secondo, ancora più 10 Cus. Pellegrini Bettoli, pressione alta, sfrutta il blocco, ne sfrutta un altro stavolta di Ledesma dopo quello di Podda, poi qualche difficoltà per Pala. Vorrebbe un raddoppio coach Sciascia, arriva il raddoppio, c'è Podda che finta il tiro da 3 punti, poi lo scarico per Ledesma, avrebbe tutto lo spazio per il tiro da 3 punti, ne preferisce 1 da 2 in avvicinamento, lo sbaglia, rimbalzo offensivo, sbagliato anche questo però da parte di Podda, e poi può ripartire dall'altra parte Saias che aspetta
che le sue siano sistemate bene. Poi Niola, Caldaro va a ricevere, pressione di Brunetti, Pugioni in uscita per ricevere questo pallone, poi Madeddu, arriva il fischio, 2 tiri liberi per la numero 14. Con Pellegrini Bettoli che lascia il campo a Michela Conte. Primi minuti per lei in questa partita. Classe 2002, la numero 34 della Virtus. Qualche difficoltà, ma entra questo tentativo da parte di Madeddu. Stavolta invece il tiro libero è lungo, la tocca per un attimo Caldaro, poi la recupera proprio Madeddu dopo la deviazione. Buona palla recuperata da parte del Cus, 1 contro 1 di Niola contro Ledesma, la batte ma non trova il tiro in acrobazia la numero 15 dopo aver battuto l'Argentina. Adesso accoppiamento proprio dall'altra parte, Ledesma Niola, alla fine cercata Conte che è fresca, aspetta l'uscita ai blocchi di qualche compagna, pressione di Pugioni costretta a interrompere il palleggio e alla fine commette infrazione di passi. Non è d'accordo la numero 34, ma è palla persa Virtus. Torna in campo Prosperi al posto di Isaias, fuori nuovamente Conte, dentro Zolfanelli e Cristantidou. 2 minuti e 17 secondi alla fine del terzo quarto. Prosperi porta il pallone nella metà campo offensiva, ancora serie di palleggi con la mano sinistra, poi interrompe qui Pugioni, sbaglia forse con una deviazione decisiva da parte di Pala. Il risultato comunque è il recupero da parte della Virtus con Ledesma che ha interrotto il palleggio. Attenzione all'infrazione da parte della numero 4 che riesce alla fine a trovare un passaggio dopo il rischio di un'altra palla persa. Qui attenzione perché è finita invece per terra. Se non andiamo errati, Giulia Prosperi dopo il contatto sotto il canestro si rialza però dolorante, ma è in piedi Prosperi mentre ritrova a campo Petrova. Va a prendere posizione al rimbalzo sul doppio tentativo nella lunetta di Cristantidou. Sbagliato il primo dei 2 tentativi nella lunetta, la palla che ha ballato sul ferro per poi non insaccarsi, questa invece direttamente fuori. Poi rimbalzo offensivo provata a prendere da Ledesma con la palla che termina fuori. Sciascia però comunque da ridire qualcosa alle sue, chiamando un taglia fuori sicuramente in quella situazione da tiro libero per evitare che Ledesma possa riuscire a raggiungere quel pallone, che se poi non è riuscito sicuramente a controllarlo. Gran passaggio di Petrova consegnato, grande circolazione di palla alla fine per un tiro da 3 punti, anzi da 2 come segnala l'arbitro, segnato da Niola. 50-37. Inizia a farsi importante il vantaggio conquistato dal Cus Cagliari, adesso sul più 13. Circola il pallone, Pellegrini Bettoli si prende il palleggio a restrittivo senza trovare neanche il ferro. Il rimbalzo per il Cus che prova a rallentare un attimo il ritmo della partita. Petrova, Prosperi aspetta l'uscita dei blocchi di una compagna, alla fine va da Niola, arriva il blocco di Caldaro, vediamo se c'è il pick and roll. No, Niola prova ad andare da sola, palla che esce, poi si prende il rimbalzo Caldaro, si conquista 2 tiri liberi con 44 secondi sul cronometro di questo terzo quarto. Cerca la fuga decisiva al Cus, mentre torna Savatteri in campo. Sistema a rimbalzo
la numero 7 palermitana, lungo il primo tentativo di Caldaro, palla sul secondo ferro. Sbaglia anche il secondo, Brunetti conquista il rimbalzo, poi la palla è per Ledesma, l'apertura per Pellegrini Bettoli che arresta il palleggio, ma non ci sono compagne per ricevere. Alla fine un passaggio complicato da controllare per Brunetti, in qualche modo controlla la 15, il passaggio consegnato per Dolfanelli, il blocco ben sfruttato, la palla dentro per Savateri che appoggia al vetro, trova 2 punti importanti per la Virtus che torna sul meno 11. Prosperi, 10 secondi alla fine del terzo quarto, penultimo possesso, vediamo se aspetta la fine per tirare sulla lunetta, sulla sirena, sì, da 3 punti, trova la tripla, un'altra tripla importante proprio sulla sirena, grandissimo canestro di Giulia Prosperi che anche lei si è fatta sentire per quanto riguarda i punti realizzati in questa partita. Fine del terzo quarto sul 53-39, ci prendiamo un'altra pausa e poi si torna qui al Palacus per vivere gli ultimi 10 emozionanti minuti di questo derby tra Cus Cagliari e Virtus Cagliari. Al centro di Cagliari, a pochi chilometri dal mare e a ridosso dai principali impianti sportivi comunali. Per la trasferta sportiva del tuo club scegli Hotel Residenziale Ulivi e Palme. La struttura offre 2 tipologie di camere, standard e superior, da 1 a 4 ospiti ciascuna, entrambe con trattamento bed and breakfast e, a richiesta, mezza pensione. Ideale per chi decide di trascorrere qualche giorno di vacanza nel capoluogo sardo in un ambiente sobrio, comodo e funzionale. Per i club sportivi, l'Hotel Ulivi e Palme offre un prezioso servizio transfer da e per la struttura sportiva, l'angolo cucina in camera, la piscina, un centro wellness, i campi da tennis esterni e una sala meeting utile per l'attesa di un briefing pre-gara. Hai una gara in calendario a Cagliari? Scegli Hotel Ulivi e Palme. Sul campo, in camera, a tavola, comunque vada, sarà vittoria. Amici di Directa Sport, si torna al Palacus, ancora una ventina di secondi per la ripresa dell'ultimo quarto di questo derby tra Cus e Virtus. Vede l'Universitari avanti 53-39, rimessa di ripresa verrà battuta da Giulia Prosperi che ha chiuso il terzo quarto con una tripla sulla sirena che ha permesso alla squadra di coach Sciascia di trovare il massimo vantaggio, addirittura 14 punti. Restano 10 minuti però da giocare. Virtus proverà a battersi con le unghie e con i denti per non iniziare il campionato di Serie A2 con una sconfitta. Qui passaggio consegnato, qualche problema per il passaggio consegnato che alla fine arriva per Puggioni, poi eccolo qui Prosperi contro Ledesma, prova a sfruttare il blocco di Petrova, c'è il cambio e poi arriva il fischio sul fallo da parte di Ledesma. Regala subito 2 punti, 2 tiri liberi, scusate, alla giocatrice numero 17 del Cus Cagliari, Giulia Prosperi. Bersaglio il primo tentativo. Segna anche il secondo. Adesso diventa più 16 addirittura per il Cus. 9 minuti e 45 per la Virtus per crederci, con Zolfanelli che porta il pallone, non la molla Niola, ancora Zolfanelli che ferma il palleggio, poi un po' da qui partenza regolare della numero 17, il passaggio all'indietro lungo, non c'è infrazione di campo.
forse c'è stata una deviazione da parte della difesa del Cus. L'infrazione era abbastanza palese, forse però l'ha salvata la deviazione sul retropassaggio. Fine si conclude con un nulla di fatto per la Virtus, che deve difendere ancora su Prosperi, accoppiata con Ledesma. Puggioni, attenzione agli ultimi secondi dell'azione. Caldaro ne esce portando a casa altri 2 tiri liberi, con quelli conquistati da Prosperi a inizio quarto. Fuori Podda, torna dentro Instantidu. Caldaro segna il primo libero. Segna anche il secondo. Inizia a farsi pesante il passivo sul più 18 per il Cus, che ha sicuramente trovato la via del canestro con più continuità rispetto alla Virtus, che ha pagato forse quel inizio di secondo quarto con appena 2 punti segnati. Qui ancora un errore, poi Ledesma, altro errore da parte della numero 4. Rimbalzo della difesa con Prosperi che chiama lo schema. Petrova, il pallone per Niola, che fatica e sbaglia il passaggio. Orfanelli, ancora il pallone portato dalla numero 9, poi Ledesma, arriva il blocco, ancora palla messa per terra da Cristantidu, che alla fine si prende il palleggio, arresto e tiro al centro dell'area, tiro corto che trova solo il primo ferro. Rimbalzo facile per la difesa con 8 minuti ancora da giocare. Petrova, il pallone per Prosperi, canestro e fallo conquistato da Caldaro, più 20 addirittura per il Cus, con Ljubenovic pronta a tornare in campo, ma arriva il time out chiamato dalla Virtus. Piccola pausa per noi e si torna qui con i tiri liberi, soprattutto il finale di questo derby tra Cus e Virtus. Termina ora il time out chiamato dalla panchina nella Virtus Cagliari. Andiamo anche a vedere quelle che sono le cifre per quanto riguarda i punti segnati. Ljubenovic, miglior marcatrice del Cus, con 12 punti, nonostante un impiego magari inferiore, un minutaggio rispetto a Prosperi, che ha segnato 14 punti, e lei è la miglior marcatrice, scusate, non Ljubenovic, in 27 minuti, con 4 su 8 dal campo, 3 su 8 per Ljubenovic. Mentre qui arriva l'errore da parte di Caldaro alla lunetta. Per la Virtus la miglior realizzatrice è Zolfanelli, 13 punti per lei. Ora però il possesso in mano a Ledesma, 5 punti con 2 su 6 dal campo. Arriva adesso Zolfanelli che allarga per la tripla di Pellegrini Bettoli, trova il ferro, solo quello. Attenzione Niola che ha tantissimo spazio, campo aperto, ritorna alla difesa ma commette fallo con Pellegrini Bettoli. Mi sa che ha finito così la sua partita. Quinto fallo per lei, è fuori il capitano della Virtus al suo posto, Virginia Salvemme.
questi ultimi 7 minuti e 32. Pellegrini Bettoli non potrà più tornare in campo, quindi sbaglia il primo tiro libero Niola. Segna invece il secondo, 60-39, massimo vantaggio Cus sul più 21, fallo di Niola sul palleggio di Zolfanelli, tentativo di portare il pallone nella metà campo offensiva, fuori Puggioni, dentro nuovamente Sayas. Zolfanelli, Ledesma sfrutta il blocco, passaggio consegnato per Salvemme, poi Zolfanelli, l'apertura per Brunetti, si può prendere un tiro dalla media distanza cortissimo, Brunetti prova poi a rimediare al suo errore andando a rimbalzo, non trova però la palla. Lubenovic a ricevere dall'altra parte il tiro da 3 punti, trova solo il tabellone laterale però. Poi la palla che termina fuori, 7 minuti tondi, 7-0-0 per l'esattezza sul cronometro in quest'ultimo quarto di gioco, che vede il Cus avvicinarsi al successo in questo derby. Vediamo se arriva un'ultima spinta di orgoglio a parte della Virtus, che sbaglia qui con Brunetti ma trova i 2 tiri liberi. Per lei finora 7 punti, 3 su 9 dal campo. Trova il canestro sul primo tentativo dalla lunetta, pronta a rientrare Madeddu, tanto per il Cus, mentre sbaglia il secondo tentativo, rimbalzo facile per Lubenovic, poi pressione forte su Niola da parte di Zolfanelli, che riesce ad evitare l'infrazione per aver tenuto il pallone troppo tempo nella propria metà campo, anzi dall'altra parte. Trova altri 2 punti con fallo subito, canestro e tiro libero supplementare per la numero 15 sul più 22. Eccolo qui il cambio, pronta ad entrare Madeddu al posto di Caldaro. Sbaglia il tiro libero supplementare, Lubenovic tocca il rimbalzo, vorrebbe però un ultimo tocco da parte della difesa della Virtus. Non sono d'accordo gli arbitri, che concedono il possesso alla squadra ospite. Zolfanelli, uscita per Ledesma, che va a ricevere in zona centrale, prova poi a sfruttare il blocco di Cristantidou, arriva poi ad aiutare Brunetti. Eccolo qui ancora Ledesma che attacca con un palleggio, arresto e tiro importante per la Virtus, però è sempre sotto di 20. Sayas, Niola, Madeddu, coppiata con Cristantidou, arriva il pallone per Prosperi, raddoppiata la palla per Lubenovic, coppiata con Ledesma. Fallo in attacco, sfondamento preso da Ledesma, preso molto bene in posizione in difesa l'Argentina. 5 minuti e 49 secondi da giocare. Zolfanelli per Salvemme, ma ancora da Zolfanelli che sfrutta il blocco. Cristantidou che non è entrata, prova il passaggio schiacciato per il backdoor, cercato ma non trovato. Poi l'errore dall'altra parte del Cus, che resta però avanti con un altro rimbalzo offensivo, circola la palla sul perimetro. Prosperi vuole sfruttare il blocco forte di Madeddu, poi la palla nell'angolo per il tiro allo scadere dei 24 da 3 punti, sbagliato. Zolfanelli sola contro 2, costretta a fermarsi, far risistemare bene la difesa del Cus, ma ancora di più
l'attacco della Virtus. Arriva il tentativo di penetrazione da parte di Salvemme, arriva anche il fischio degli arbitri che concede una semplice rimessa, però, perché non è ancora situazione di bonus. La Virtus sarà dal prossimo fallo del Cus. Eccolo qui ancora Salvemme che esce per ricevere il pallone dei blocchi, poi Dolfanelli sfrutta il blocco di Brunetti, va a ricevere Brunetti, gran lettura, gran passaggio, poi esagera forse Salvemme, palla intercettata dalla difesa del Cus. Prosperi, Madeddu contro Brunetti, ancora Prosperi, qui va a vuoto Ledesma e poi arriva l'infrazione di passi. Tiene bene il piede perno la numero 17, palla persa per Prosperi. Però ha giocato fin qui una gran partita. Prime indicazioni per Ferrazzoli con la rimessa però da battere da parte di Ledesma. Stava dando le indicazioni a Virginia Salvemme, che ha preso il posto di Pellegrini Bettoli dopo i 5 falli commessi dal capitano della Virtus. Qui blocco di Cristian Tidu con Ledesma che va da Zolfanelli, il tiro con Tabella che non trova però il ferro. Qui Sayas pensa per un attimo al passaggio lungo per Madeddu, per la fine preferisce giocare semplice. Eccola qui cercata ora da la numero 14 Madeddu, da Ljubenovic. Assist della 23, canestro della 14 sul più 22. Attenzione perché ha preso un colpo al volto Brunetti, ma si gioca. Zolfanelli prova a sfruttare il blocco, passa dietro la difesa del Cus. Ledesma per Cristian Tidu, si prende il tiro in allontanamento da 2, lo segna la giocatrice greca. Ancora sul meno 20 la Virtus, sembra non voler mollare, è pur sempre un derby. Fallo qui però su Sayas, situazione di bonus per il Cus, permetterà alla numero 11 di andare ancora in lunetta. Esce in modo forse anche sfortunato primo libero di Sayas. Qui bisogna aspettare che si leghi le scarpe la numero 24 Salvemme prima di poter ripartire. 3 minuti e 37 sul cronometro del quarto, 3 minuti e 37 ancora da giocare. 0 su 2 per Sayas dalla lunetta, pallone conquistato dalla Virtus sotto di 20 con 3 minuti e mezzo da giocare qui al Palacus. Intercetta ma solo per un attimo Prosperi, poi duello Ledesma Madeddu, tiro corto da 3 punti, ma c'è un fallo a rimbalzo commesso da Cristian Tidu, quinto fallo anche per lei. Dunque dopo Pellegrini Bettoli anche la greca fuori per quello che resta da giocare in questo derby. 3 minuti e 19 secondi per l'esattezza dalla lunetta a Ljubenovic, che sbaglia il primo tentativo. Perfetto invece il secondo, più 21 per il Cus sul 65-44 con 3 minuti abbondanti sul cronometro, con la Virtus che prova ad attaccare Brunetti, qui fermata dal fallo mentre c'è il cambio. Pugioni che dovrebbe entrare al posto di Prosperi.
sbaglia il secondo tiro libero, ma c'è il rimbalzo offensivo conquistato da Ledesma, poi Dolfanelli, palla per Savatteri, adesso prova Salvemme il tiro in qualche modo, ferro appena scheggiato da parte della numero 24 Sayas. Il pallone ora per Sorbellini, anche lei della partita in questo finale, stoppata, poi palla che resta lì proprio per Sorbellini, entra e segna la numero 12. Può sorridere Sciascia in questo finale perché ha trovato i 2 punti anche la guardia classe 2002 Savatteri. Il passaggio consegnato, il tiro da 3 punti segnato da Zolfanelli, permette di tornare sul meno 19, ma con 2 minuti da giocare a Virtus può mettere praticamente in archivio questa prima giornata, questo primo derby, con Sayas che va a prendersi il tiro da 3 punti, tiro da 3 punti corto sul primo ferro, palla sulla tabella e poi direttamente tra le mani di Savatteri. Prova ad attaccare Ledesma, sembrava esserci un intercetto di piede, gli arbitri fanno giocare col pallone recuperato dal Cus. Madeddu, grande passaggio per Pugioni. 69-48, 1 minuto e 46, arriva un altro time out, pausa anche per noi e poi si torna qui in diretta per l'ultimo minuto, 46 secondi da giocare in questo derby tra Cus e Virtus. Un minuto e 46, restano il tempo restante sul cronometro del Palacus, che prova a farsi sentire, applaude, pochi presenti applaudono la squadra universitaria di coach Sciascia ad un passo, veramente ad 1 minuto e 46 dai primi 2 punti della stagione, dalla prima vittoria della stagione, la prima giornata in un derby contro la Virtus, che come un anno fa aprì il campionato di A2, così anche quest'anno con il Cus che si sta imponendo 69-48 più 21. Diventa davvero difficile per la Virtus provare a recuperare, che se non sembra voler accennare a smettere, qua si va a prendere un tiro da 3 punti però sbagliato da Salvemme, non è andato male anche il tiro ben costruito, qui rischia tantissimo in uscita dalla pressione il Cus Cagliari, alla fine si risistema la Virtus nella propria metà campo, prova qui Ljubanovic ad attaccare la difesa schierata, ci prova anche Michela Serra, è entrata anche lei in spazio, oltre che a Sorbellini che ha trovato 2 punti anche per la numero 4, che però qui è finita per perdere il pallone. Qui prova ad attaccare Zolfanelli, tiro in sospensione, non trova il canestro, trova il fallo, però 2 tiri liberi. Provare a rendere quantomeno meno amara questa sconfitta. Segna anche il secondo tiro libero Zolfanelli, poi palla persa di Sayas, banalissima sulla rimessa, rimedia, perlomeno è graziata qui il Cus, in particolare la numero 11. Poi alla fine il rimbalzo conquistato, il Cus che può andare dall'altra parte, ultimi 45 secondi, non vuole arrendersi, stoppata dal ferro Ljubanovic che con il tiro da sotto trova appunto il ferro che gli impedisce di segnare altri 2 punti nella sua partita. Qui il passaggio, il tiro per Salvemme che sbaglia, poi Sayas, stavolta è tutto ok. 23 secondi sul cronometro,
5 secondi più o meno di discrepanza rispetto al cronometro dei 24. Zayas può provare ad attaccare, vediamo se arriva all'ultimo tiro. C'è il fallo della difesa. 9 secondi sul cronometro, altri 2 tiri per Ana Ljubenović, il pivot sloveno, classe 1988, confermata rispetto alla scorsa stagione. Segna qui il tiro libero del più 20. Entra anche l'altro sul più 21, vediamo se arriva l'ultimo tiro per la Virtus. Con 3 secondi, 2 secondi per tirare Brunetti, stoppata. Si chiude con la stoppata il derby tra KUS Cagliari e Surgical Virtus Cagliari, prima giornata di campionato di Serie A2 con il punteggio di 71-50 per il KUS. Ha qualcosa da ridire Iris Ferrazzoli agli arbitri per questo finale, dominio però KUS, lo dice il punteggio. Primi 2 punti della stagione, la Virtus proverà a ripartire sicuramente nella prossima giornata.